Allora, sarà un'estate magica quella che vi proporremo ai nostri telespettatori, perché abbiamo puntato sugli artisti che in Calabria lavorano anche bene. Vi racconteremo che cosa hanno fatto, le loro esperienze, gli spettacoli portati in scena, li potrete vedere quelli che naturalmente hanno aderito alla nostra richiesta di condividere il loro lavoro, i loro spettacoli. Partirà, sarà tutto un mese d'agosto pieno di spettacoli, commedie, musica, c'è davvero tanta roba. E poi c'è questo sguardo rivolto al turismo, perché questo è il nostro polmone vitale dell'economia. Puntiamo molto sul turismo, perché è questo che dovrebbe sostenere le nostre deboli casse. Dobbiamo, come dire, naturalmente proteggerci per i vacanzieri, proteggerci dal virus, i tanti vacanzieri che raggiungeranno i nostri lidi. Sono davvero tanti perché abbiamo segnali, abbiamo elementi che ci fanno capire, per esempio, che le nostre strutture alberghiere e i nostri luoghi di vacanza si potrebbe registrare il tutto esaurito, ma vi racconteremo. Intanto oggi cominciamo da una perla della Calabria. Fino a qualche tempo fa era un fiore all'occhiello, la chiamavano la Venezia di Calabria. Vedo già la nostra Rosalba Baldino in collegamento. Dietro che cos'hai? Sei praticamente a ridosso dello Stompi, che finalmente è stato liberato, Rosalba, no? Quindi è reso navigabile. Sì, esattamente, qui ci troviamo, anzi qui si assapora l'estate, ecco, ve lo possiamo testimoniare, vedete le barche ormeggiate, il cielo azzurro, il caldo, il vento, il mare, insomma un posto davvero da visitare, la Calabria delle meraviglie. Tra l'altro il canale degli Stompi da oggi è navigabile ed è questa la notizia più importante, quella per cui oggi si è festeggiato. Con noi ci sono tanti ospiti, quasi la giunta al completo, parliamo della giunta comunale di Cassano, c'è anche il sindaco Gianni Papasso che sentiremo tra poco, però io volevo cominciare con il presidente dell'associazione Laghi di Sibari, Luigi Guaragna, perché vorrei che lui ci spiegasse che cosa vuol dire per questo territorio il fatto che, come vedete, anche le porte vinciane sono aperte, quindi finalmente si può arrivare tranquillamente a mare. Sì, buongiorno a tutti. I laghi di Sibari e soprattutto il canale dello Stombi rappresenta la via al mare, pertanto, come ripeto sin dal giorno del mio insediamento, il canale dello Stombi è la navigabilità e la peculiarità per questo territorio, diversamente, e quindi è attrazione per questo territorio. Pertanto noi stamattina abbiamo inaugurato questa riapertura del canale. Dobbiamo fare di più, ci dobbiamo impegnare, l'auspicio è quello di mantenere il canale dello Stombi aperto 365 giorni l'anno, in maniera tale da garantire agli imprenditori anche di poter investire su questo territorio, perché l'altra cosa che in effetti manca è che noi dobbiamo creare i presupposti per attrarre investimenti. Il pubblico sta facendo la sua parte, il Comune di Cassano, che ringrazio, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale nella sua interezza, la Regione altrettanto, perché negli anni si è impegnato a legiferare la legge 32 che consente appunto la navigabilità dello Stombi e a garantire anche una dotazione finanziaria che grazie all'onorevole Gianluca Gallo quest'anno è stato portato, l'importo è stato passato da 50 a 100.000 euro per 3 anni, dal 2020 al 2022. Noi come associazione siamo al fianco del Comune di Cassano, tant'è che abbiamo sottoscritto anche nei mesi scorsi una convenzione dove anche noi, quindi di fatto andremo a creare un partenariato pubblico-privato, mettiamo a disposizione una quota di 30.000 euro per impegnarci anche noi privati a mantenere lo Stombi come via d'uscita a mare, quindi l'importanza dello Stombi è appunto la navigabilità, mi ripeto, per attrarre gente e investitori.
Certo, e può essere anche Rosalba? un modello, perché è da qui che si deve partire questo partnership pubblico-privato, sì? Rosalba, chissà ti fanno fare un giro in barca, possiamo vedere anche tutta la parte, diciamo, bella di Sibari con queste villette, col posto barca, che è una cosa bellissima. Tra un po' sarò da te, dovresti un attimo controllare il tuo microfono, forse abbiamo qualche problema nel tuo microfono, ti sentiamo a tratti. Tra un attimo saremo da te, dacci un secondo perché andiamo invece in un altro posto molto bello, Antonio Ruoppolo con noi. Antonio, dove ci porti oggi? Antonio? Attilio? Sì, dove ci porti oggi Antonio? Allora, mi senti? Sì, perfettamente. Eccoci qua. Siamo collegati dall'antica caletta di Rovaglioso al centro della Costa Viola, nel territorio comunale di Palmi. Adesso ti inquadro questo sito straordinario, ricolmo di bellezza, di storia, immerso tra gli ulivi secolari e la macchia mediterranea, tanto caro a noi palmesi, ma anche ad Arcangelo Badolati che adora tantissimo. E sono in compagnia di due personaggi della cultura marina palmese, soprattutto custodi, antichi custodi dei segreti della Costa Viola. L'agricoltore, ma è un uomo di grande cultura, che ha dedicato la sua vita alla terra, ma anche ai segreti della costa e all'ambiente, Rocco Avandro, e poi noi lo chiamiamo il capitano. Antonio, dovresti... il comitato della salvaguardia della marina. Antonio, dovresti recuperare un luogo dove è possibile avere più linea perché sei in una zona d'ombra ed è difficile. Trova un'altra location più, come dire, servita meglio, ecco, perché sennò abbiamo difficoltà a seguirti. Mentre tu vai alla ricerca di questo luogo dove è possibile avere anche più linea, quindi avere una risposta in termini di immagini e di audio migliore, noi andiamo a Sibari, a Marina di Sibari. Rosalba, a te Rosalba, mi senti? Sindaco, nel frattempo che ci chiama... Rosalba, mi senti? Sta organizzando, penso, l'intervista Sì, allora, col sindaco. ci siamo, noi ci stiamo organizzando per il giro in barca. Speriamo di mantenere la linea, ecco, perché il nostro operatore è Mario Scarpelli, che è sempre attento a tutto quello che è l'accorgimento tecnico, ci poneva anche questo problema, quindi speriamo di poter fare questo giro in barca e di poter far vedere anche ai nostri telespettatori le bellezze di questo luogo. Il sindaco Gianni Papasso, allora dicevamo una giornata importante, tra l'altro voi avete deciso proprio di puntare su questo luogo e per rilanciare il turismo su Cassano e su Sibari, che dicevamo è la perla di questo territorio. Sì, Cassano ha 7 km di costa, tutta a Sibari. Noi andiamo oltre il Recanello, arriviamo al Crate, alla riserva naturalistica del Crate. In questi 7 km di costa ci sono complessi turistici meravigliosi, Baia degli Achei, Minerva, e poi Sibari Club Nature, insomma ci sono complessi di un certo livello e poi ci sono due villaggi importanti. Questo è i laghi di Sibari e quello di Marina di Sibari. Noi abbiamo fatto un'opera di marketing, nel senso che la prima cosa che abbiamo badato era al rispetto dell'ambiente e siccome non si faceva la differenziata porta a porta, dal 22 giugno sia ai laghi di Sibari che a Marina di Sibari siamo partiti con la differenziata porta a porta, quindi un servizio efficiente, qualificato nel rispetto della natura. Abbiamo fatto ripulire in lungo e largo il territorio di Sibari con la collaborazione con Consorzio di Bonifica, ma anche con risorse proprie del bilancio comunale. Abbiamo apparecchiato il territorio per ospitare i turisti. I villaggi, compreso quello di Blu Sereno, che è un altro villaggio veramente al top dell'offerta turistica cassanese, stanno partendo, si stanno riempiendo di turisti, ma la cosa speciale di quest'anno, forse anche per l'effetto Covid, è che le seconde case si stanno rilanciando e forse se oggi noi andiamo a chiedere il fit di una villetta non c'è più perché è tutto prenotato. Quindi Sibari, diciamo, esplode
dal punto di vista turistico, perché siamo stati anche un comune che si è saputo proteggere, e infatti noi abbiamo avuto soltanto un caso di positività a Cassano che abbiamo saputo gestire. Siamo un comune immune, ma abbiamo fatto tutta una serie di meccanismi, di accorgimenti per proteggerci e quindi per dare un'offerta turistica anche sanitaria di qualità. Però delle linee guida che avete messo in campo proprio anche per l'estate, proprio per il Covid parleremo tra poco. Sindaco, la Venezia del Sud l'abbiamo alle nostre spalle, suggestivo, no? Come nome, però perché negli anni non è mai decollata e quest'anno perché può esserci invece un'inversione di tendenza? Negli anni non è decollata perché c'è stata una disattenzione sia del governo regionale che del governo nazionale. Io mi sono speso, mi sono battuto tantissimo da questo punto di vista. Oggi sono speranzoso perché ci sono nuovi rapporti, nuove attenzioni. Beh, devo dire che qui è stato il presidente Santelli, è stato ai laghi quando ha visto, che conosceva anche già precedentemente questo complesso, però qui si sta benissimo, questo è un house di pace, di natura, di tranquillità, ma soprattutto di serenità, si sta bene e allora c'è l'esigenza e c'è la volontà anche degli amministratori. La fermo solo un attimo perché stiamo vedendo un'imbarcazione che sta uscendo dalle porte vinciane per arrivare dal canale dello Stombe va a mare aperto. Fino a qualche giorno fa tutto questo non era possibile. Ripeto, c'è questa nuova attenzione che io saluto con immenso piacere, un rapporto di collaborazione, di sinergia necessaria per far ripartire il turismo a Sibari, i laghi di Sibari, perché scusate, forse esagero, ma io credo che Sibari sia il centro del mondo. Da sindaco non poteva dire, da innamorato di questo territorio credo che non potesse dire il contrario. Sindaco, questo posto bellissimo però ha un problema che per anni lo ha penalizzato, che è stato l'insabbiamento del canale. Lo avete risolto come problema? Noi abbiamo operato con un appalto che ha fatto il Comune di Cassano Ionio, però con finanziamento regionale, perché a seguito della legge 32 devo dare atto a un nostro concittadino, che peraltro è stato sindaco prima di me, Gianluca Gallo, che in Consiglio regionale ha proposto di stanziare per 3 anni, 2020 e 2022, 100.000 euro all'anno da mettere a disposizione del Comune per disinsabbiare, per dragare il canale. Questo è l'elemento di novità che magari non c'è stato negli anni passati. Ci sono stati anche finanziamenti, però diciamo così a spezzoni, che non garantivano una certa tranquillità. Però l'impegno è ancora più complessivo. Io sto chiedendo da tempo che il canale dello Stombe, che è di proprietà regionale, possa essere un portocanale vero e proprio, si possano allungare i bracci a mare in maniera tale da evitare l'insabbiamento, perché la sfida è tenere il canale aperto per l'intero arco dell'anno, proprio per evitare questi problemi di insabbiamento e quindi di allontanamento da parte dell'utenza da Sibari verso altri lidi, verso altri porti, eccetera. Da questo punto di vista mi pare che ci sia un'attenzione particolare, c'è una sinergia. Io sono dispiaciuto perché abbiamo partecipato nel 2017 al bando sui porti, ho redatto anche un report al riguardo, però purtroppo mi sono trovato di fronte ad una burocrazia regionale che ha detto no, i laghi di Sibari non possono essere ammessi a finanziamenti perché rappresentano un complesso privato. Io invece dico che non è un complesso privato perché il canale fino alle porte vinciali è pubblico, è di proprietà della regione e quindi la regione farebbe bene a darci il finanziamento necessario per far decollare questo complesso che comunque in ogni caso rappresenta un'oasi di bellezza. Siamo d'accordo. Direttore, ci chiedevi la linea da studio? Sì, se ti fanno vedere magari c'è una piccola torre che sta ubicata nella sede del circolo nautico dall'alto, forse puoi vedere anche meglio tutto il panorama che è molto bello. Noi ti aspettiamo in barca tra un po', vediamo se ci riusciamo. Allora, noi stiamo aspettando per fare questo giro in barca, chiaramente. Benissimo, tra un po' sarò da te. Grazie, intanto andiamo da Antonio Ruoppolo, vediamo se abbiamo risolto i problemi audio e video. Antonio. Attilio, mi trovo adesso in un punto dove c'è più campo, mi senti? Perfettamente, adesso sì. Perfetto. Allora faccio velocemente la presentazione, perché prima non hai sentito in maniera globale l'inizio del collegamento con il sito storico suggestivo qui al centro della Costa Viola, che è Rovaglioso di Palmi, la caletta di Rovaglioso, ma
in questo momento siamo un pochino più a sud e ti inquadro il famoso bagno delle femmine sotto la scogliera di Prita, che è una scoglietta a sud giriamo la telecamera, ecco, un po' più a sud della caletta di Rovaglioso, che adesso ti inquadro. Eravamo prima sotto, insomma, in fondo alla scalinata, e a fianco Rovaglioso ci sono le calette, le varie insenature, abbiamo Buffari, abbiamo Tombaro, poi c'è la Pietrosa con Villa Repaci, e poi da lì si raggiunge Caposperone, lo Scoglio dell'Ulivo che si intravede, e tutta la Tonnara di Palmi e la Rupe con Donna Canfora. Io sono in compagnia di due carissimi amici che tra l'altro sono custodi e cultori della Costa Viola. Adesso ti presento, sono qui accanto a me, e gira qui sono l'antico agricoltore e cultore Rocco Avandro e Lillo Loiercio. Ecco. Che saluto. Qui è Lillo Loiercio, che è presidente del comitato della salvaguardia Marinella, e il signor Rocco Avandro, che fa parte anche del comitato quartiere Rovaglioso Stazione, con il quale parleremo degli antichi segreti di questo luogo. Ma prima di iniziare questo collegamento, come dire, esaudire il desiderio di Lillo, che poi ti farà sentire il suono dei numi, il richiamo degli dei, da questa antica conchiglia, con il motto che poi è un messaggio di pace e di amicizia che Lillo e Rocco vogliono lanciare alla Calabria e al mondo intero. Quali sono i valori cui si ispira, insomma, il popolo di Palmi, e soprattutto quello legato al mare e quello, insomma, inerente anche ai marinai? La forza, l'ospitalità, la conversione, la riconciliazione, la generosità, la speranza, la fiducia e la luce. Quindi la fede, la determinazione, vero Lillo? Sì. Questo vogliamo andare a un nuovo mondo. Un mondo che non e diciamo tutti insieme ascoltaci, Signore. Questo è il messaggio che vogliamo mandare per Rovaglioso. Questo è il messaggio di Lillo Loiercio, e passo adesso il microfono a Rocco Avandro, che può dire qualcosa su questo luogo. Attilio, ascolta, perché lui è Arcangelo, lo sai, è anche un amico di Arcangelo Padolati, così come Lillo. È un uomo che ha tantissimi segreti, è un uomo che ama la terra nel senso più autentico. Dunque, qua ci troviamo alla vecchia casermetta, si vedono i ruderi, che non tutti sanno che questa era la dogana di Palmi. Al tempo la caletta Rovaglioso, il commercio di Palmi veniva staccato qui, poi con i muli veniva portato su in paese. Poi di qua possiamo osservare Prita prende il nome di un tipo di pietra che ricavavano anticamente. Antonio, la linea purtroppo non ci aiuta. Antonio, devi recuperare una postazione migliore, non riusciamo a sentire, abbiamo a stento captato le parole, il messaggio di pace che ci hai lanciato. Vado adesso a Sibari e giro una domanda a Rosalba, che ci arriva un telespettatore, dice sì, Sibari bellissima, meravigliosa, ma come si può immaginare di lanciarla nel mondo del turismo, di proteggerla, di farla crescere, sviluppare, se il 70% dei cassanesi non paga i tributi? Rosalba, a te giro la domanda. Sì, la giriamo sicuramente al sindaco. Intanto, siccome noi stiamo passeggiando sul canale dello Stompi, pregherei Mario di farti vedere la bellezza, l'ampiezza di questo posto e i posti barca. Pensate, ce ne sono 2500, vedete, alcune delle barche sono già ormeggiate in attesa, insomma, della stagione di prendere il largo verso il mare. Sibari è anche cultura, siamo infatti insieme all'assessore alla cultura Anna Maria Bianchi, all'assessore alle politiche sociali Elisa Fasanella. Perché? Perché Sibari non è solo mare, non è solo il canale degli Stombi, ma quest'anno sarà anche cartellone di cultura in sicurezza. Sì,
Oggi è una giornata importantissima per il nostro comune, il comune di Cassano allo Ionio, per Sibari. Dopo un lungo peregrinare le porte vinciane si sono finalmente schiuse. La stagione sta per partire e partirà sicuramente con le norme di sicurezza previste anti-Covid. È un posto incantevole. Il villaggio turistico dei Laghi di Sibari, abbracciato dalle Darsene. A pochi passi abbiamo il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Parco Archeologico, e sono delle eccellenze che devono diventare eccellenti. La nostra estate, oltre ad essere, diciamo, un'estate prettamente marittima, il nostro obiettivo, sempre nei limiti del distanziamento di sicurezza, è quello di trasformare l'estate in un'estate anche culturale, mettendo, insomma, e valorizzando, mettendo insieme tutte le bellezze naturali che esistono nel nostro territorio, a cominciare dai villaggi turistici, dalle riserve naturalistiche della Foce del Crati, le grotte di Sant'Angelo, che sono un'altra meraviglia del nostro comune, ripeto, il museo della Sibaritide, del parco archeologico, e quest'anno cercheremo di riportare, di far andare avanti quei progetti, alcuni dei progetti che sono stati, che si erano avviati e poi arenati. Insomma, è un'estate con molta offerta, come puoi vedere. Questo è un territorio ricchissimo. Per quanto riguarda invece la stagione teatrale, c'è proprio un cartellone. Sì, in realtà è una notizia che ancora non ha nessuno, siete i primi ad averla. Qui i Laghi di Sibari, questo posto incantato, ospiterà per la prima volta la stagione teatrale estiva con 5 spettacoli, tra cui anche un nome importante che ancora non posso rilevare, quindi un grande successo sotto tutti i punti di vista. Allora, insomma, c'è davvero da aspettarsi un'estate viva con il distanziamento. Direttore, dicevi? Questo nome vogliamo saperlo ormai ci siamo, insomma. Questo nome lo vogliono sapere? No, non si può dire ancora. Allora, sono in trattative, la verità è questa, direttore, che si è in trattative, quindi anche per scaramanzia non lo rivelano, però la promessa è che lo avremo prima noi il nome, vero? Ecco, abbiamo strappato questa promessa in diretta in attesa di fare il giro in barca e di tornare dove ci aspettano anche gli altri. Ti restituisco la linea. Bene, ti voglio in barca allora, mi voglio in barca, te e Mario con la telecamera. Antonio, mi senti adesso? Proviamo? Io ti sento benissimo, Attilio. Vediamo adesso, speriamo le immagini, vai Antonio. Dunque, tu mi senti bene adesso, vero? Sì, l'audio lo sento, lo percepisco bene, quello che dici. Sono salito su all'estremità della spiaggetta di Rovaglioso. Dicevamo prima, insieme a Rocco Avandro e a Lillo Loiercio, che loro praticamente volevano iniziare questo collegamento, intanto facendo un ringraziamento, lo faccio anch'io, ad uno dei primi cittadini che ha dato una grande mano a ripristinare, a dare prestigio e pulizia, decoro questo luogo tanti anni fa, il dottore Nuccio Buda. Poi ringraziare anche coloro i quali che nel tempo hanno speso anche tante energie, si sono interessati, dall'avvocato Saletta, nostro compagno di liceo, e a tanti altri, ma soprattutto il volontariato, no? Palmese, con il Comitato Quartiere Stazione, Lillo, tanti cari amici, e Lillo diceva insieme a Rocco, Antonio, ti prego di dire che il nostro motto legato alla fede che abbiamo per il mare, per l'ambiente, si racchiude in queste 2, 4, 6, 8 parole: la forza, la fiducia, l'ospitalità, la conversione, la riconciliazione, la generosità, la speranza, la fiducia e la luce. Quindi c'è una testimonianza di grande fede l'abbiamo già inquadrato Lillo. Adesso parliamo con Rocco, visto che prima non si è potuto sentire in diretta, e racconta l'importanza di questo luogo, mentre io inquadro, carissimo Rocco Avandro, il bagno delle femmine
all'interno della scogliera di Prita. Rigorosamente delle femmine negli anni 50 più o meno. E poi siamo alla nostra destra abbiamo il rudere, la casermetta, che anticamente era la dogana, dove tutto il commercio di palmi si svolgeva qua, perché era quasi come un porto naturale questa caletta, e con l'imbarcazione portavano il fabbisogno, diciamo, il commercio alla città di Palmi, e poi con i muli veniva portato su in paese. Poi abbiamo Punta Prita. Punta Prita prende il nome di un ricavato di pietra, una pietra speciale che ricavavano, è chiamata Punta Prita. Certo. Se di qua non vediamo... Se non erro c'era il famoso bagno d'Agnura della famiglia Cordopati, della principessa. Di qua non lo vediamo, ma se ci spostiamo oltre Punta Prita c'era una vasca naturale dove la dottoressa Cordopati, la baronessa Cordopati voleva portavano attraverso un sentiero giù nella costa a fare i bagni in questa vaschetta naturale. Attilio, mi senti? Sì, perfettamente. Stavo pensando però, Antonio, che la settimana prossima, spero lunedì, potremmo ritornare su questi luoghi. Ti invio una nostra troupe con lo Zeneto per avere delle immagini belle che rendano giustizia a questi posti meravigliosi. Ti inviterei a salire un po' più su, forse, magari possiamo fare anche le interviste da un luogo, anche se non siamo immersi in questa splendida location, però almeno riusciamo a sentire e a vedervi meglio. Ti do il tempo perché tu possa raggiungere la postazione più in alto, lì dove magari c'è più possibilità di avere mi puoi restituire immagini e audio migliori. Ti do il tempo di organizzarti. Intanto andiamo a vedere se sono riusciti i nostri inviati a salire su un'imbarcazione per questo piccolo giro turistico nella meravigliosa marina di Sibari, che ricordo una intuizione di alcuni imprenditori veneti che individuarono questo luogo per far nascere questo spettacolo straordinario della natura. Poi negli anni questo boom è andato scemando, tant'è che per la questione anche legata al famoso Stompi, perché prima l'insabbiamento, poi insomma era difficile raggiungere dal lago, immettersi a mare aperto, e questo ha tenuto lontano i diportisti, ma prima c'era tantissima gente che arrivava da ogni parte d'Italia e d'Europa per visitare questo luogo, che è un esempio anche di turismo assolutamente particolare ed unico. Ci fermiamo alla pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta perché ho visto in bassa frequenza che Rosalba e il nostro operatore Mario Scarpelli sono in barca adesso. Vero, Rosalba? Sì, siamo in barca, ringraziamo il dottor Stiano, abbiamo anche noi attraversato le porte vinciane e con noi il sindaco, per cui riusciamo a dare risposta al telespettatore che ci chiedeva dei tributi non pagati il 70%, quindi la domanda era come garantire i servizi sia ai residenti che ai turisti che verranno. Sì, stiamo garantendo i servizi con la fiscalità generale, si fanno delle scelte, io garantisco i servizi, non faccio investimenti e questo è un danno. Poi noi abbiamo chiuso il conto consuntivo con un avanzo di amministrazione di 29.200.000 euro, di cui 23.200 sono destinati proprio per quei tributi che non riusciamo ad incassare. C'è un avanzo che voglio destinare per garantire i servizi, per propagandare il territorio comunale, per fare assistenza sociale soprattutto, perché il Covid ci ha creato grossi problemi e che alla povertà di ieri si è aggiunta la nuova povertà di oggi. Insomma, stiamo facendo
i salti mortali per stare in campo, ma soprattutto per non far sfigurare Cassano. Io vi ringrazio, perché dopo quella battuta che abbiamo fatto con voi c'è una presa di coscienza. Molti stanno andando all'ufficio tributi, io sono andato avanti, perché proprio ieri abbiamo stabilito in giunta che gli accertamenti e le riscussioni per coloro i quali non vogliono volontariamente pagare saranno fatte con un'azienda privata, ovviamente sarà reclutata con apposita gara d'appalto. Io sarò inflessibile, intransigente, perché i servizi si pagano, perché siccome Cassano e Sibari si candidano ad esercitare un ruolo speciale nell'ambito della politica turistica e non solo regionale, è ovvio che abbiamo bisogno di risorse, però per come vi ho già detto è una questione di civiltà e di civismo, il fatto che ognuno di noi debba contribuire a fare il proprio dovere. Stiamo facendo l'impossibile per non tenere i rifiuti per strada e noi dobbiamo pagare sia alla regione che dobbiamo pagare anche all'ATO, dobbiamo pagare anche all'azienda. Stiamo facendo l'impossibile per garantire l'acqua costantemente e continuamente, dobbiamo pagare l'acqua alla Sorical, ma anche le aziende che lavorano con noi per ripristinare la rete idrica e fognante, questa va in tilt. Insomma, dobbiamo pagare tutti per pagare di meno, essere civili, raggiungere l'obiettivo di un nuovo civismo e nello stesso tempo essere una comunità che si candida ad essere rispettosa delle leggi, dei regolamenti, ma soprattutto che si candida a prendere il largo che stiamo prendendo adesso con queste imbarcazioni. Io sono felicissimo perché ci sta dando spazio, perché Sibari torna a far parlare bene di sé ed è quello di cui abbiamo bisogno, perché qui è un'oasi di bellezza, di natura, di ambiente sano. Questo anfiteatro che contorna, diciamo, la nostra piana, il nostro territorio, l'anfiteatro del Pollino, credo che debba spingere il sindaco, gli amministratori, tutti coloro i quali possono, a fare il proprio dovere. Assolutamente sì, vi restituiamo queste immagini che sono bellissime, di un'acqua dai colori cangianti e poi vedete la gente già a mare e qui essendo proprio in mare è difficile non pensare all'estate, alle vacanze con questo blu sull'orizzonte e con tante imbarcazioni, per cui è utile aver dato anche delle informazioni di servizio sui tributi, ma in questo momento qui si pensa al rilancio turistico e alla navigabilità anche del canale con delle attività specifiche. Il Presidente lo vedo impegnato, però Rosalba, è qui vicino a me anche l'assessore al turismo del Rosalba, comune di Sibari. Prego Assessore, anche vediamo di non fare danni per le distanze di sicurezza. Voi puntate molto, di fronte a noi c'è un bellissimo lido, i servizi per i turisti che sceglieranno questa zona li avete studiati, così come le linee guida per la sicurezza in quest'estate particolare del Covid. Sì, buongiorno a tutti. Cassano ha deciso di andare oltre le linee guida dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, appunto perché abbiamo integrato quelle che sono le linee guida che ci sono state prescritte, integrando diverse aggiunte, proprio perché il nostro intento è quello di garantire quanto più la sicurezza dei turisti che ci faranno visita e dei nostri concittadini. Devo dire che il nostro progetto, che è il protocollo Sibari Estate Sicura, è stato sposato appieno dagli imprenditori locali. C'è stato un grande entusiasmo quando ne ho parlato durante le varie riunioni che abbiamo tenuto presso la sede comunale, proprio perché c'è voglia di estate, c'è voglia di estate in sicurezza e Sibari può garantirvi un'estate sicura. Rosalba? Grazie, un'estate sicura, parlavamo prima, speriamo, intanto vediamo anche i natanti, speriamo che voi continuate a sentirci e dicevamo prima di questa importante iniziativa che si riferisce ai natanti.
Sì, come dicevo prima, stiamo cercando come Associazione Laghi di Sibari di organizzare delle giornate open day sia per quanto riguarda le canoe ma altrettanto le vele. È in procinto per essere firmata una convenzione importante con la FIV, la Federazione Italiana Vela, per organizzare poi nel mese di settembre, anche per effetto e per le misure Covid, dei corsi in sicurezza. Quindi anche qui noi vogliamo partire con queste attività, non solo queste attività, perché parlavamo naturalmente di attività nautiche, anche l'organizzazione di corsi yoga, di escursioni naturalistiche quali la Foce del Crati, perché dovete sapere che all'interno del complesso dei Laghi di Sibari abbiamo la foce naturalistica del Crati, come ugualmente prima di arrivare a Sibari abbiamo il meraviglioso parco archeologico, prima di arrivare ai Laghi di Sibari abbiamo il meraviglioso parco archeologico e il museo di Sibari. Insomma, Sibari è un vero e proprio marchio di qualità, bisogna preservarne l'esistenza. Assolutamente sì, il dottor Stiano ci dice che forse dobbiamo non fare assembramenti e soprattutto lasciargli la visuale libera per poter condurre bene l'imbarcazione. Torniamo all'assessore al turismo, perché c'erano delle integrazioni importanti da fare. Sì, noi siamo andati oltre anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Infatti Sibari, Cassano, oltre ad essere il primo comune in Italia ad avere un protocollo di sicurezza personalizzato, abbiamo deciso di concedere, di dare gratuitamente a tutti gli stabilimenti balneari un'applicazione per le prenotazioni online. Vista il periodo difficile per questi imprenditori, abbiamo deciso di dargli una mano dandogli noi questa applicazione, ma abbiamo fatto di più, li stiamo assistendo nell'allestimento delle strutture per quanto concerne il materiale informativo per i clienti. Infatti noi gli diamo la cartellonistica a norma, gli diamo la possibilità di digitalizzare il loro menu generandogli un QR code che permetterà ai clienti una consultazione del menu in digitale, quindi evitando contatti ed riducendo al minimo i contagi. Insomma, Sibari vi aspetta con le sue meravigliose e vaste spiagge dorate. Noi abbiamo quasi 7 km di costa e da noi le distanze non sono un problema, quindi vi aspettiamo con le nostre spiagge vaste, dorate e meravigliose. Rosalba, benissimo, allora direttore, noi sì, adesso sì. Allora, forse ci siamo persi il collegamento prima, ma speriamo di avervi inviato sia la voce che le immagini dei nostri ospiti. Sì, meravigliose, sia le immagini, la voce, tutto bellissimo. Naturalmente sono molte domande che arrivano ai telespettatori, Sibari, dice, ma come è possibile raggiungerla da Rossano, da Corigliano, i laghi, e poi ancora perché non si crea... Aspetta Rosalba, sì. C'è ancora, dice, ma perché non si organizza un percorso turistico che raggruppa le terme, i laghi di Sibari, il parco archeologico, con come dire, le antiche rovine, perché non si crea questa e non viene data la possibilità al turista di acquistare un pacchetto completo, no? Visto che questo è un luogo fortemente gettonato dai turisti. Poi ci devi restituire la linea però dopo, vai. Allora, assolutamente sì, io volevo il vice sindaco ma non lo vedo. Intanto dico al presidente dell'associazione Laghi di Sibari, perché sono arrivate alcune domande. Una di queste è: facile raggiungere Sibari? Sì, è facile e ben collegata, soprattutto con il nuovo tratto della 534 è facilmente raggiungibile dall'autostrada del Sole, uscendo al bivio di Sibari e quindi proseguendo sulla 534. Quindi facilissimo da raggiungere con le macchine, invece collegamenti, diciamo, treni, autobus per le altre... altrettanto, perché è attivo il Freccia Rosso Freccia Argento che va da Bolzano a Sibari, e proprio stamattina al sindaco ho chiesto di poter istituire la già navetta che collega il centro abitato di Cassano a Sibari con le zone marine, Laghi di Sibari, ma a questo punto anche Marina di Sibari, quindi con i centri turistici della costa di Cassano. Informazioni di servizio che si possono trovare dove?
e da questo punto di vista anche sul sito dell'Associazione Laghi di Sibari, ma altrettanto sul sito del Comune di Cassano allo Ionio. Perfetto, Vice Sindaco che è con noi, e per lei un'altra domanda che arriva dai nostri telespettatori: c'è un pacchetto turistico che permette a chi decide di venire qui di godere non soltanto delle bellezze del mare, ma anche delle bellezze naturali? Voi avete parlato del parco archeologico e tra l'altro anche delle rassegne culturali, quindi c'è un modo, una vita, una vacanza a 360 gradi. Com'è possibile? C'è un pacchetto turistico che il turista può scegliere? Sì, ci sono dei pacchetti turistici che sono stati organizzati dalle agenzie appunto turistiche, dove sono dei pacchetti integrati, perché comunque, come già stato detto, Sibari rappresenta un'estate sicura, Sibari rappresenta 7 km di spiaggia dorata, 7 km di pineta, servizi, storia, cultura, patrimonio e anche delle grotte carsiche di cui si possono fare delle gite all'interno. Quindi tutti ingredienti che vengono offerti dall'agenzia sul territorio e che sono a disposizione del turista. Quindi le agenzie di viaggio conoscono sì, questi pacchetti? Sì, esattamente, sia i villaggi turistici che le agenzie turistiche. Quindi, come vedete, si è anche ben organizzati qui a Sibari. Direttore, se non hai altre domande, noi vi restituiamo la linea con queste belle immagini che parlano della Calabria, che parlano delle nostre bellezze, che parlano di partnership pubblico-privata. Abbiamo visto Comune, Regione, Associazioni Laghi di Sibari, abbiamo visto un'offerta turistica che è a 360 gradi e in un posto anche facilmente raggiungibile. A te la linea. Bene, grazie Rosalba, noi continuiamo a seguirvi attraverso l'occhio attento del nostro operatore Mario Scarpelli mentre rientrate all'interno del lago, cioè abbandonando il mare aperto. Antonio, vediamo se riusciamo a sentirti meglio adesso, le immagini sono migliorate. Antonio. Dunque Attilio, io mi trovo Belvedere, Motta, Scopelliti, qui a Palmi, sotto il Sant'Elia, si vede la Marinella di Palmi. Mi senti bene adesso, vero? Sì, adesso sì. Siamo qui ci sono pieno di antenne, quindi per forza il segnale deve arrivare in condizioni agevoli e buone. Questo è anche il Belvedere dei Marinai, dove c'è il binocolo dei Marinai dell'antica corporazione degli imbuttatori della Vaia, in compagnia di Lillo Loiercio e di Rocco Avandro, che ho presentato prima, antichi cultori e custodi della nostra Costa Viola, delle nostre antiche calette. Abbiamo parlato prima di Rovaglioso e siamo stati in quel luogo magico, ma ne parleremo e lo rivedremo, come dicevi tu poco fa, la settimana prossima. E adesso partiamo con questo suono, come Lillo lo chiama, il suono dei numi, l'antico richiamo degli dei. Lillo, vuoi dire prima vuoi fare questo commento, questa premessa, prima di fare questo storico suono che è un suono ancestrale, no? È uno straordinario trascinatore del mare e in questo tanto soffre un vento che è difficile suonare questo strumento che si chiama la conchiglia. La conchiglia del mare. Il suono dove da questo suono oggi si suoni del mondo, nascono da questo che voi state aspettando. Il suono di sul bar Belvedere Motta, uno straordinario Belvedere che il mondo ce lo invidia e quanto prima ce lo ruberà. Speriamo di no. Che meraviglia questa cosa, che meraviglia. Che il vento di levante, il scirocco levante che attraversa sul balcone Motta, trasporta questo suono attraverso le montagne da Messina e ci stanno ascoltando. Lei pensi con chi ci siamo collegati? Lillo è un grande, tra l'altro anche Arcangelo è molto legato, sia a Lillo che a Rocco Avandro, che ti inquadro, con cui abbiamo scambiato
qualche battuta iniziale. Rocco, raccontaci anche tu, no? Io poi sono molto legato a questo luogo della Marinella, che è stato anche oggetto della tesi di laurea. Ma io direi che la Marinella si commenta da sola, non c'è bisogno. Si commenta da sola, c'è un suo stretto, e i salioli li vediamo ai nostri piedi quasi. Certo, abbiamo questo balcone suggestivo sulla Costa Viola, Bagnara, Scilla, lo stretto di Messina, c'è Foschia, ma comunque ugualmente straordinaria la vista. Ricordiamo che la Marinella a fine 1870, fine agosto del 1860, qui sbarcarono anche, non farò commenti storici perché io sono un antigaribaldino, ma sbarcarono qui i garibaldini, e Garibaldi li raggiunse a cavallo perché proveniva da... Senti Antonio, nel collegamento alla prossima settimana ci devi far vedere anche le imbarcazioni che viene utilizzata per la caccia al pesce spada. Pesce spada? Per la pesca come no, certo. al pesce spada. Faremo... Volevo dire una... Certo Attilio, però era anche importante ricordare in questa occasione che la Marinella nel 600 era legata ovviamente, insomma, questa contrada marinalesca e commerciale di Palmi. Nel registro onciario di Palmi su 800 unità, 600 erano iscritti alla voce marinai. Quindi ciò significa che la città di Palmi è stata anche una città prima dei terremoti, prima della distruzione dei terremoti, una città commerciale. Infatti qui c'erano le setterie, no? Da qui partivano i battelli, Lillo, alla volta di Salerno, di Livorno, Marsiglia, carichi di oli, vegetali. Poi ovviamente i terremoti distrussero la città di Palmi e da quel momento in poi fu ricostruita in maniera straordinaria, anche dal Concublè, anche dalla famosa pianta ottocentesca che abbiamo con tutte le piazze squadrate, la caratteristica principale della nostra città, e da lì poi insomma diventò una città di cultura, di servizi, perché fu costruita anche la sottoprefettura, le scuole, insomma fu sede anche durante anche il ventennio, fu anche se avemmo noi anche il nostro prefetto di Palmi che era e collaborò anche all'epoca il nonno di Arcangelo, l'avvocato Badolati. Quindi senti, fu anche... Antonio, tu devi farci ascoltare qualcosa, mi pare, no? Hai preparato qualcosa? Ce la facciamo? Fra poco faremo un collegamento che è una sorpresa. Però dovremmo farlo subito perché abbiamo, sì e no, 5-6 minuti di trasmissione, Antonio. Va bene. Allora Lillo e Rocco ti salutano. Grazie, ci vediamo presto. Grazie per le vostre testimonianze. Saluto anch'io e andiamo alla sorpresa. Va bene, tra un attimo allora torneremo a collegarci con te. Mi date ancora per cortesia i laghi di Sibari? Non so se Rosalba riesce a sentirmi ancora. È rientrata. Rosalba, mi senti? Rosalba, mi senti tu o no? Guardate un attimo, queste sono le costruzioni stupende che si trovano nei laghi di Sibari. Ogni costruzione ha il suo posto barca e questo è sicuramente uno degli esempi più straordinari. Allora, quando venne concepita, costruita, innovativa, un modo di concepire il turismo in maniera assolutamente diverso. Poi, come dicevamo, ha avuto una serie di vicissitudini poco chiare, ma anche legate ad una sorta di forse mancato interesse da parte delle amministrazioni che si sono succedute di volta in volta, ed è andato un po' perdendo questa sua centralità, che adesso sta recuperando anche grazie a questa soluzione trovata finalmente nel canale degli Stompi, perché altrimenti i diportisti erano costretti a rimanere lì col posto barca, con l'imbarcazione ancorata, perché non c'era la possibilità di spostarsi in mare aperto. Da stamattina le cose sono cambiate, ve le abbiamo raccontato, vi abbiamo parlato, la nostra Rosalba Baldino e il nostro Mario Scarpelli ci hanno fatto proprio vedere come è possibile adesso muoversi liberamente, raggiungere il mare aperto, ma guardate però quante imbarcazioni che ci sono e quante belle villette che insistono proprio a ridosso del lago. Sì. Rosalba, mi senti? Che bella questo posto, di la verità.
Adesso sì, noi abbiamo fatto un giro nella Darsena e speriamo di essere riusciti a trasferirvi la bellezza di questo luogo. L'ultimo collegamento credo che sia proprio questo. Intanto volevo ringraziare il sindaco, il vice sindaco, il dottore che ci ha ospitati, insomma, per fare questo bel giro e per rendere giustizia a questo luogo, per farlo vedere intanto anche ai calabresi che non lo conoscono e ai turisti che sono nella nostra regione già presenti, qualora volessero venire, perché è davvero un incanto. Il presidente dell'Associazione Laghi di Sibari ci teneva a sottolineare, a dare un appuntamento importante, che è quello di un premio che è giunto, mi pare, alla seconda edizione. Sì, quest'anno sarà la seconda edizione di questo premio Laghi di Sibari Eccellenze del Sud. L'anno scorso ha riscosso una certa importanza, un certo successo, con ospiti il campione del mondo Rino Gattuso, il presidente del Cosenza Calcio Guarascio, la dottoressa Pina Amarelli, tanti ospiti e alla fine l'amico Paolo Caiazzo di Made in Sud. Quest'anno ancora non abbiamo un programma dettagliato, stiamo aspettando delle risposte. Anche quest'anno il divertimento sarà assicurato qui ai Laghi di Sibari, sicuramente nel periodo di agosto. Anche lì tratteremo la data secondo le disponibilità degli ospiti e degli artisti. Sindaco, se mi si avvicina, se riusciamo ad avere, perché io non sono molto brava a muovermi, quindi invece loro sono più abituati. Ecco, con lei volevo proprio chiudere con un messaggio, o meglio, un'immagine che racchiude la bellezza del suo territorio e voi avete fatto tra l'altro uno sforzo importante quest'anno per la stagione turistica e per rilanciare un territorio che negli ultimi anni aveva un po' perso, no? La patina e il suo fascino. Allora, qual è questa immagine? Avete anche creato un piccolo spot? Sì, noi siamo un comune bello, bellissimo. Partiamo dalla riserva naturalistica del Crate, 7 km di costa, la sabbia dorata di Sibari, il mare bellissimo di Sibari, poi salendo verso il centro storico, le masserie, l'agricoltura, il riso di Sibari, le pesche di Sibari, gli agrumi di Sibari, poi le terme sibarite e poi la Basilica Cattedrale. Non ci dimentichiamo che è stata elevata Basilica la nostra cattedrale per volontà di Papa Francesco, che il 21 giugno del 2014 è stato qui, poi le grotte naturalistiche di Sant'Angelo e infine la collina che si affaccia sul golfo di Corilano. Credo che queste bellezze messe insieme possano testimoniare quella che è la vera Cassano, la vera Sibari, l'immagine distorta che è stata data appartiene al passato. Oggi preferiamo offrire, mostrare alla Calabria, alla provincia di Cosenza, al paese intero quella che è la realtà, una realtà che è sotto gli occhi di tutti, che mi inorgoglisce, che mi fa stare bene e mi spinge sempre di più a volere bene a questo territorio, a questa cittadinanza che merita di riprendere il cammino, merita di rinascere. L'impegno che stiamo mettendo è tutto questo per far rinascere Cassano Sibari, per dare alla mia comunità, soprattutto ai più giovani, la vera dimensione. Quindi lei le vacanze le farà qui? Certamente, io veramente non farò vacanze, io farò il manovale per assistere i villeggianti, per far andare bene tutti i servizi, perché io ho avuto un grande tributo popolare, sono stato rieletto sindaco per la terza volta e io devo lavorare per la mia gente mi vuole alla guida del comune perché Cassano deve riemergere, deve rinascere per fare il bene della comunità, del più giovane, ma soprattutto perché si candida insieme alla provincia di Cosenza, alla Calabria intera, a mostrare quelle che sono le bellezze della nostra regione. Quindi Rosalba, le bellezze grazie. che vi abbiamo mostrato, so che il tempo è tiranno, a te la linea. Grazie per il bel servizio che ci avete fornito oggi e avete fornito ai nostri telespettatori. Torneremo a Sibari. Grazie Rosalba Baldino, grazie Mario Scarpelli per queste bellissime immagini e questo racconto che ci hanno regalato oggi. Antonio, a te per chiudere utilizziamo questa piccola finestra con la sigla. Vai. Io ho fatto come dire un tour de force oggi, ma che recupereremo lunedì. Questo è un omaggio che facciamo ad Ennio Morricone, che è stato ospite a fine anni 90 a Palmi con il figlio Andrea,
nel suo dolce ricordo. Abbiamo visto i paradisi, no? Della nostra Calabria, e chiudiamo con Nuovo Cinema Paradiso. Un attimo che stacco da qui e sono qui al piano. Arrivederci. Attilio? Ciao Attilio, alla prossima. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto, con una gomma ci passassa, ero cancellassa. Chissà terra nostra, balla tarantella, o si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e sta asciuttare il sole. Chissà terra nostra, e verde come speranza, quando gente ti sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Nel giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna, che ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e s'asciutta il sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quando gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Sotto i pini, a ciopè a ti fa bagno, scendi sotto i bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Roionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci va più e spine, ci va più e spine.
si piglia chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente mi sparra e poi ci viene in vacanza, e quando cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risbigli dici è me.